Eder. Mech. Pallister. Grazie per avermi dato questa opportunità di condividere pubblicamente alcuni miei pensieri personali sul caso Liliana Resinovic e di formulare qualche domanda verso alcuni protagonisti di questo triste caso. Innanzitutto, come ben sai, seguo il caso di Liliana Resinovic sin dall'inizio, proprio come te. Tu lo segui nel ruolo di un affermato youtuber prossimo a laurearsi come criminologo ed io come un semplice cittadino che odia l'ingiustizia. Odia i doppi standard e che ritiene che tutti abbiano il diritto ad avere un giusto ed imparziale processo, anche nel mondo virtuale. E proprio come te, anche se da una prospettiva diversa, sono stato esposto a tutto ciò che i media ed i social hanno sbattuto in prima pagina sin dal primo giorno dalla presunta scomparsa di Liliana Resinovic. Ci tengo a puntualizzare che, come tu ben sai, purtroppo alcune interviste effettuate nei primi mesi del caso Liliana Resinovic sono state opportunamente fatte sparire dalla circolazione. Per esempio non si trova più l'intervista a Claudio Sterping dove lui disse che aveva sentito la necessità di crearsi un alibi la mattina del 14 dicembre 2021. Furono fatte delle affermazioni molto importanti in virtù del fatto che disse di essere andato a cercare Liliana Resinovic a casa sua, ma non scese mai dalla macchina a cercarla di fatto, cosa molto grave visto e considerato che Liliana teoricamente sarebbe potuta essere morente a casa quella mattina. Inoltre Claudio Sterping disse di essere andato alla Wind a chiedere se Liliana Resinovic fosse entrata. Ma anche in questa occasione non scese dalla macchina a chiedere e le commesse dissero di non averlo mai visto nel negozio, quindi alla fine Claudio Sterping una specie di alibi se l'era creato. Mi domando perché sentì la necessità di crearselo. Era un uomo innocente senza colpe, giusto, o no? Ho dovuto precisare questa triste realtà della sparizione di alcune interviste perché ho notato che ci sono sempre più utenti sui social che non hanno minimamente idea di cosa sia stato affermato e detto pubblicamente nei primi mesi, o fanno finta di non saperlo. Inoltre, come ben sai, anche alcuni youtuber, alcuni opinionisti ed alcuni privati su Facebook ci sono degli schieramenti da una parte o l'altra. Persone che parlano di voler giustizia per Liliana Resinovic, ma poi vivono con i paraocchi ed ignorano delle realtà palesi. Praticamente, come è successo anche a me e molti altri, se ti permetti di fare osservazioni che non sono conformi al loro pensiero, ti cancellano dal loro account. Tu invece, caro Eder, hai sempre lasciato la porta aperta per tutti, anche a chi come me non è del tutto d'accordo con te e il tuo filo logico sul caso. Sono sinceramente nauseato dall'atteggiamento di molti utenti dei social, alcuni media ed anche la combriccola degli accusatori del marito. Sono nauseato perché molti di loro sono palesemente schierati come i tifosi di calcio. Sono come i tifosi delle curve nei stadi, quei tifosi più ferventi, focosi, ma anche i meno sportivi. A questi utenti non interessa minimamente la vera giustizia, a loro interessa esclusivamente che la loro vittima prescelta sia condannata a prescindere. In poche parole hanno già deciso come deve finire il caso ancora prima che ci siano indagati e responsabili. E su che cosa basano le loro conclusioni? Su antipatie, preconcetti, congetture, favolette, desideri personali nella propria vita? Inoltre sono convinto che molte donne si sono immedesimate nella moglie oppressa che viene salvata dal principe azzurro. Ma il problema più grande del caso Liliana Resinovic è che non esistono prove di un marito oppressore e non esistono prove di un principe azzurro. Solo fantasie supportate da prove ambigue ed una totale assenza di prove esplicite. Andiamo avanti, parlerò poco di Sebastiano Visintin perché non ho idea di cos'altro si possa dire. È stato vivisezionato per 3 anni, messo tante volte sul patibolo, ma nessuno è riuscito ancora a coronare il proprio sogno personale di impiccarlo. Sappiamo praticamente vita, morte e miracoli di Sebastiano Visintin, non si è parlato di altro. L'unico commento che sento di fare contro di lui è che ha un suo modo del tutto personale di mentire. Claudio Sterping mentì pubblicamente sul contenuto della famosa telefonata delle 8:22 del 14 dicembre 2021. Lui disse di aver rimproverato Liliana Resinovic perché lei non lo avrebbe chiamato da circa una settimana. La sua bugia fu smascherata con la perizia telefonica fatta sul cellulare di Liliana Resinovic.
lei lo aveva chiamato e tutti i 4 giorni precedenti alla sua presunta scomparsa. Una bugia da manuale. Sebastiano Visintin, invece, è capace di darti 10 risposte diverse alla stessa domanda, quindi hai la certezza che menta, ma non sai minimamente quale sia la verità. Infine, se mi permettete, vorrei anche spezzare una lancia a favore di Sebastiano Visintin. Dal momento della presunta scomparsa della moglie Liliana, a Sebastiano Visintin non furono quasi mai permesse quelle dinamiche umane che solitamente vivono le persone che hanno esperienze simili. A lui non fu mai permesso di soffrire, di essere confuso e di sentirsi solo, e lui fu letteralmente abbandonato da tutti. Stette male fisicamente come potrebbe succedere a chiunque vivesse momenti simili, ma lui fu accusato di fingere. Mi fermo qua. Passiamo al presunto amante Claudio Sterpen, un uomo che arrivò sulle scene proprio come Terminator nell'omonimo film. Nessuno sapeva della sua presunta presenza come amante nella vita di Liliana Resinovic. Claudio Sterpen fu un fulmine a ciel sereno per il marito, parenti ed amici. Liliana Resinovic non aveva raccontato nulla al fratello, che si era autonominato il confessore della sua sorella in un'intervista in TV, della presunta relazione con Claudio Sterpen, e Liliana Resinovic non aveva mai raccontato al fratello Sergio di presunti problemi seri nel suo matrimonio. Lo stesso Claudio Sterpen in una delle sue prime interviste ha dichiarato di non essere al corrente di alcuna tensione o litigio o problema nella relazione matrimoniale di Liliana e Sebastiano. La vicina di casa, Gabriella Micheli, con cui Liliana spesso faceva colazione e conebbe una importante relazione d'amicizia, non sapeva assolutamente nulla di una presunta relazione con Claudio Sterpen e di presunti problemi seri nel matrimonio della sua amica. Nessuno sapeva nulla di nulla. Claudio Sterpen disse, in una delle sue prime interviste, che il giorno 14 dicembre 2021 andò in Slovenia a cercare la cugina di Liliana. Disse pure che non conosceva Silvia Reidin, se non attraverso le parole di Liliana Resinovic stessa. Partì per la Slovenia senza un indirizzo o un numero di telefono e di conseguenza non trovò la Silvia Reidin in un paesino di 400 abitanti dove tutti si conoscono. Sarebbe bastato chiedere alla prima persona in vista o bussare alle porte di una casa e chiedere. Un dettaglio molto importante da evidenziare è che durante il viaggio di ritorno Claudio Sterpen ricevette 3 telefonate dal numero di Liliana Resinovic, ma non rispose alle chiamate. La sua scusa era che stava percorrendo una strada dove spesso la polizia faceva controlli, ma perché non si accostò per rispondere. Stava squillando il numero della presunta donna dei suoi sogni, di cui era presumibilmente innamorato e preoccupato per lei. Comportamento molto illogico, era quasi come se già sapesse che non era lei a chiamare come poi fu dimostrato mesi e mesi dopo. Sterpen disse pure che la sera del 14 chiamò Silvia Reidin, ma non le disse che la cugina Liliana Resinovic era scomparsa. Ma io mi chiedo, signor Sterpen, perché quando chiamò la cugina Silvia non le disse che Liliana era scomparsa? Signor Sterpen, cosa vi siete detti lei e la signora Reidin la sera del 14 dicembre 2021? Visto e considerato che eravate 2 totali sconosciuti, di cosa avete parlato? Del meteo o di ricette? Inoltre, se non mi sbaglio, Sterpen ebbe il numero di Silvia Reidin da Sergio Resinovic, perché Sergio Resinovic non disse nulla della presunta scomparsa di Liliana alla cugina Silvia Reidin. Altra mega incongruenza della logica umana. Il fratello di Liliana Resinovic non conosceva Claudio Sterpen eppure non esitò 2 secondi a dargli il numero della cugina. Sinceramente i conti non tornano qui. 2 persone a cui Claudio Sterpen era totalmente sconosciuto sono caduti in ginocchio davanti a lui come se fosse Dio in persona. A me non sembra un comportamento normale, anzi mi fa insospettire tantissimo. Silvia Reidin disse pubblicamente di aver scoperto della scomparsa della cugina il giorno 16 dicembre 2021 dalla pagina Facebook di Sebastiano Visintin, eppure Sergio Resinovic disse pubblicamente che aveva accusato il marito della sorella di non voler usare i social per cercare la moglie. Passiamo alle strane coincidenze di questo caso. Leroy Jethro Gibbs, NCIS, disse nella sua regola 39, non esiste la coincidenza. Citerò alcune coincidenze a caso, senza una sequenza logica. Coincidenza numero 1.
Oramai è palese che Liliana Resinovic si è allontanata volontariamente, e la dottoressa Cattaneo quasi sicuramente, a meno di scoperte scientifiche eclatanti, più uniche che rare, confermerà l'autopsia originale. Quindi Liliana Resinovic si è allontanata volontariamente il giorno 14 dicembre 2021 ed è morta il 0304 gennaio 2021 per poi essere ritrovata il giorno 05. Non è una coincidenza che degli amici di famiglia sono andati in vacanza il giorno 14 dicembre, il giorno della scomparsa, e sono tornati il giorno 05 gennaio, il giorno del ritrovamento del cadavere. Coincidenza numero 2. La signora Gabriella Micheli disse pubblicamente, durante un incontro Zoom nei primi mesi del 2022, dove era presente anche la dottoressa Bruzzone, che aveva visionato i video della scuola di polizia: non ho idea se li abbia visionati veramente ed eventualmente quanto filmato avesse visto, però ha visto gli orari. Circa 2 anni dalla presunta scomparsa di Liliana Resinovic questi video vengono fatti vedere al pubblico e salta fuori che la signora Micheli era uscita poche decine di secondi dopo Liliana. Nei dibattiti a seguire scopriamo anche che fecero praticamente la stessa strada che fece Liliana, perché la signora Gabriella Micheli nascose al pubblico questa sua realtà. Avremmo tutti avuto la quasi certezza che Liliana Resinovic non tornò indietro a casa. Inoltre, non ho ancora capito com'era possibile andare in palestra durante il Covid. Coincidenza numero 3. Il giorno 04 gennaio 2022 Claudio Sterpin e Salvatore Nasti ebbero un'illuminazione dall'alto che il corpo di Liliana, non si sapeva ancora che fosse morta, potesse essere nel famoso boschetto, ma per qualche inspiegabile motivo decisero di non andare a cercare immediatamente Liliana nel boschetto e di rimandare alla mattina del 05 gennaio 2022 la loro segnalazione in questura. Oramai sappiamo tutti che il corpo di Liliana Resinovic fu occultato e portato nel boschetto la notte del 04 gennaio 2022. Coincidenza numero 4. Il giorno 03 gennaio 2022 Claudio Sterpin, Salvatore Nasti e Gabriella Micheli hanno sostato in un bar a poche decine di metri dal luogo di ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic. Coincidenza numero 5. Sia Fulvio Covalero che Claudio Sterpin profetizzavano che il corpo di Liliana fosse in buste nere della spazzatura. Coincidenza numero 6. Abbiamo assistito per 3 anni un lavaggio del cervello con l'ipotesi che il corpo di Liliana Resinovic potesse essere stato semi-congelato per mantenere l'integrità del corpo. È stato tirato in ballo il carso, freezer, congelatori, pescherie e il boschetto stesso, cioè ogni tipologia di luogo ove la temperatura potesse stazionare fra lo 0 gradi ed 1 grado. Proprio Claudio Sterpin fece da portavoce ed esperto in materia. Poi scopriamo, dopo 3 anni, che Claudio Sterpin avesse una botola segreta nascosta in casa, di cui nessuno era a conoscenza, che avrebbe avuto tutte le condizioni ambientali per trattenere un corpo ad una temperatura ideale. Bella coincidenza. Per Claudio Sterpin non c'è nulla di strano, tutti hanno una botola del genere, io no, e nasce spontanea e legittima una domanda: se fosse stato scoperto dopo 3 anni che Sebastiano Visintin avesse una botola segreta simile, cosa avrebbero detto il signor Claudio Sterpin e gli accusatori del marito di Liliana Resinovic? Coincidenza numero 7. Quando Liliana Resinovic va a buttare la spazzatura, lo abbiamo visto tutti, c'era un camioncino delle raccolta spazzatura, totalmente fuori orario, parcheggiato accanto ai bidoni. Coincidenza? Fulvio Covalero aveva lavorato presso la nettezza urbana di Trieste. Ora avrei una domanda, sempre per il signor Claudio Sterpin. Premetto che conosco il pensiero di chi sta ascoltando questo audio, perché tiro sempre in ballo Claudio Sterpin. Semplice. Di Sebastiano Visintin non saprei cosa raccontare o chiedere. Sono già state fatte tutte le domande possibili e si è parlato così tanto di lui che sinceramente non saprei più cosa dire. Claudio Sterpin, invece, è stato volutamente ignorato in questi 3 anni. Vorrei capire bene cosa volesse dire il signor Sterpin quando disse, circa un anno fa, sempre pubblicamente, che ha riscritto il Decamerone con Liliana Resinovic. Sappiamo tutti, per bocca di Claudio Sterpin, che Liliana Resinovic fu una delle sue tante ragazzette quando l'ha frequentata 40 anni fa.
cioè era una ragazza usa e getta, e palese. Lui era un campione locale di podismo, era un donnaiolo, era ed è carismatico, quindi di conseguenza le avventure erano all'ordine del giorno, non c'era amore, forse lei gli voleva bene, poi ognuno per la propria strada. Claudio Sterpin ha sempre detto pubblicamente di non aver mai tradito le sue mogli e neanche la sua compagna di una storia seria di 4 anni fra i due matrimoni. Lui ci ha raccontato con molta poca chiarezza che lui e Liliana non si erano mai persi di vista. Che cosa significa esattamente non perdersi di vista per Claudio Sterpin? Claudio Sterpin ha raccontato che lui e Liliana Resinovic si sentivano spesso. Che cosa significa esattamente? Claudio Sterpin ha anche detto pubblicamente nelle sue prime interviste, senza essere interrogato, che aveva subito 3 operazioni alla prostata. Chiunque ha un minimo di conoscenza della materia sa che lui stava dichiarando che era fuori combattimento già da un bel po'. Noi sappiamo che dopo la morte della seconda moglie di cui lui si dichiara ancora innamoratissimo e legato, Sterpin scelse di far passare un anno sabbatico prima di avere una nuova storia. E arriviamo, sempre secondo Sterpin, all'ottobre 2021 quando lui si innamorò di Liliana, mentre secondo lui Liliana rimase sempre innamorata di lui da sempre. Infine, nonostante Liliana Resinovic era liberissima di fare tutto ciò che voleva durante la settimana, Sterpin ci racconta che si vedevano una volta alla settimana a casa sua di lui. Signor Claudio Sterpin, ma quand'è che lei e Liliana Resinovic avete riscritto il Decamerone? Ho letto il Decamerone. Non si può materialmente rivivere in poche ore dentro ad un buco, senza luce o d'aria. Di sicuro non l'avete riscritto durante gli ultimi anni. Lei non ha mai tradito e ultimamente non era nemmeno in grado di fare tutto ciò che risulta nel Decamerone. Tanto meno dentro delle cantine buie, piccolissime e senza servizi o dentro l'idromassaggio a casa di sua figlia. Per quanto mi riguarda Claudio Sterpin è un ballista che per qualche motivo ancoso da scoprire ha raccontato questa favoletta di una presunta storia d'amore con Liliana Resinovic. È un uomo inaffidabile che sicuramente nasconde la verità sulla morte di Liliana Resinovic. Adesso alla luce di tutto ciò che ho detto devo trarre delle conclusioni. Prima di tutto, secondo me, non è escluso il suicidio. Ovviamente non condizioni in cui fu ritrovata Liliana Resinovic. È palese che il corpo fu occultato. Liliana Resinovic si è allontanata volutamente ed è stata al riparo di una persona amica. Ha visto in quei 20 giorni tutto il suo mondo sgretolarsi e non aveva nulla a cui ritornare. Il suicidio era fattibile. Inoltre mi sembra che la credibilità, l'affidabilità di Sebastiano Visentini e Claudio Sterpin siano molto discutibili. Sono due personaggi che, per un motivo o un altro, hanno mentito pubblicamente. Sono stati incongruenti e hanno entrambi cambiato più volte versione dei loro racconti. Non escludo l'ipotesi dell'incidente, una morte non voluta. Ovviamente un'ipotesi tale include tantissime persone che erano nella cerchia di Liliana e che potevano avvicinarsi a lei. Adesso speriamo che la giustizia, quella vera e non quella degli investigatori della poltrona, possa prevalere al più presto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.